Io abito a fianco al terzo piano alle ragazze che sono in affitto e ho sentito urlare, pensavo che fosse qualcosa cioè qualche lite, qualcosa del genere, poi alla fine sono uscito e ho visto che stava fumo e si stavano lamentando il fuoco. Ho preso l'istintore, sono andato a spegnere il fuoco, però c'era troppo fumo, cioè il fumo era troppo avanti, quindi non abbiamo potuto fare niente. Le urla hanno rotto il silenzio della notte in via Cremonino a Padova. Ad andare a fuoco un appartamento al terzo piano affittato a 3 studentesse. L'incubo è iniziato dopo la mezzanotte, quando le 3 giovani hanno iniziato a gridare mentre la casa andava a fuoco. 5 gli appartamenti al momento inagibili a causa dei danni provocati dal fumo e 10 le persone che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa. Tra questi un'anziana che insieme alla badante si era riparata sul terrazzo per mettersi in salvo, ma anche una famiglia con 2 bimbe piccole. Il terzo piano, che è l'ultimo, tutte le 4 abitazioni sono inabitabili, è un disagio per tutti. Io ho 2 bambini, siamo stati qua, adesso sono passato giusto a prendere 2 cose perché non posso entrare e siamo fuori. Immediata la chiamata ai soccorsi sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato fino alle 4:30 di notte, mentre il personale del 118 ha trasportato le persone all'ospedale per accertamenti. Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici, tra le ipotesi un cortocircuito o l'uso non sicuro di candele accese. Siamo quasi tutte donne qua, ci siamo trovate disperate, soprattutto la signora del secondo piano, poveretta, che l'ho ospitata in casa mia a dormire stanotte. La signora del primo piano, che anche lei, poveretta, sì, ha dei problemi e non è stata una cosa piacevole. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. A far più male ora sono i segni lasciati da questa terribile notte. È allucinante, però io non riesco a capire come non abbiano fatto ad accorgersi prima che stava succedendo quel disastro lì. C'è qualcosa che non quadra. Lei signora da quanti anni abita qui? 43. 43. E purtroppo da quando hanno messo per i studenti non è più il nostro condominio. Non mi sento più a casa mia.